è una biografia ovviamente dove ci sono tutte le vicende, i fatti salienti della mia carriera e soprattutto quanto dura un attimo è proprio quell'attimo in cui io cercavo sempre di, come dire, di anticipare e di arrivare prima di un altro, se non altro col ragionamento, con la testa, non avendo il fisico da centravanti di quelli che potesse in qualche modo come dire, difendermi bene nella di rigore. Io ero un giocatore con caratteristiche che erano quelle della rapidità, della velocità, ma soprattutto dell'intuizione. Ecco, ero più intuitivo e quindi dovevo cercare sempre di rubare l'attimo all'avversario, di arrivare a un decimo di secondo prima, e quelle facevano parte un po' di quelle mie qualità che mi hanno contraddistinto. Il libro ovviamente all'interno ci sono tutte le vicende dei mondiali di calcio dell'82, quelli precedenti del 78, c'è tutta la mia carriera nei club, da Vicenza alla Juventus, insomma ci sono raccolte tutte le sensazioni e le emozioni di tanti, di 12 anni di carriera importante, non semplicissima e non facile sempre, questo va detto, però insomma devo dire che posso ritenermi comunque fortunato e soddisfatto di aver fatto una carriera come ho avuto la fortuna di fare. Il talento non basta, no, non è solo quello, il talento aiuta molto, ma poi ci sono altre componenti che ognuno deve avere per riuscire ad arrivare a raggiungere gli obiettivi. Io avevo degli obiettivi che mi ero prefissato nella mia carriera, che erano quelli di riuscire ad arrivare il più in alto possibile, poi magari non ce la fai lo stesso, però come dire, ti devi mettere nella condizione di farlo e quindi con diciamo, l'aspetto comportamentale, con la determinazione, con la voglia di arrivare, con il carattere, insomma servono tante altre cose e quelle sono necessarie se tu vuoi pensare di raggiungere qualche bel risultato, insomma. Poi hai sottolineato la differenza tra la vostra vittoria ai mondiali dell'82 con Sì. quella di Lippi Sì, del 2006. Sì. C'è una differenza sostanziale. Ma la differenza sta lì, cioè vincere il mondiale è sempre difficile, è sempre bello comunque, anche la nazionale del 2006 ha vinto un mondiale meritatamente, quindi non possiamo, però rispetto al nostro diciamo che è stata una cosa particolare, la nostra è stata veramente una favola, un po' per l'andamento anche di quel mondiale, perché eravamo partiti non bene, nessuno ci credeva, c'era molto scetticismo, tutti avevano dubbi su quella nazionale, invece poi alla fine abbiamo ribaltato, quindi le vittorie diciamo inattese sono anche quelle più belle ed è stato un momento in cui davvero gli italiani si sono riversati nelle strade, nelle piazze con una voglia di farlo che mancava da tanto tempo e quella vittoria ha restituito davvero, ha dato molto diciamo, se non altro all'orgoglio di tutti gli italiani, quindi c'è stato un amor di patria, di popolo, della bandiera, dei colori di quella nazionale che insomma sono stati davvero straordinari, unici. Per finire, è possibile che oggi nasca ancora un nuovo Paolo Rossi nel calcio? Perché no? Abbiamo tanti ragazzi bravi, magari con caratteristiche anche diverse, non è detto che uno debba nascere perché ognuno poi si caratterizza appunto per alcuni suoi aspetti, non dobbiamo essere ovviamente tutti uguali. Ci sono giocatori ai quali io mi sono ispirato, anch'io da ragazzo, e che vedevo con l'occhio di un ragazzino che guarda il campione, quindi cercavo di carpirne un po' i segreti, le cose, e credo che i ragazzi di oggi in qualche modo faranno riferimento un pochino anche a me. Ma ci sono? Ma proprio con caratteristiche mie no, abbiamo degli attaccanti tipo Immobile adesso che è il capocannoniere del campionato, 26 gol ha fatto, sta facendo un'annata straordinaria, abbiamo dei ragazzi interessanti, purtroppo fuori Zaniolo è un altro ragazzo in chiave nazionale, bravissimo, ce ne abbiamo tanti, Belotti che è un ottimo attaccante, ragazzi giovani poi anche altri, sempre diciamo rivolti alla nazionale, perché abbiamo bisogno anche lì insomma, di riuscire ad arrivare a ottenere un risultato importante, da tanti anni che manca, adesso la nazionale di Mancini sta andando bene, ci aspettiamo che qualche ragazzo giovane possa contribuire, abbiamo Barella, abbiamo Sensi, insomma ragazzi giovani ce ne abbiamo. Comunque tutto nasce da una provinciale, il Real Vicenza. Sì, nasce da lì, la mia storia calcistica vera nasce lì, perlomeno a livello professionale, è lì che mi sono
affermato, è lì che sono diventato un calciatore professionista importante, è lì che ho ottenuto le mie più grandi soddisfazioni, quindi Vicenza non c'è dubbio che rappresenta il mio primo passo nella storia di tutta la mia carriera.